alla fiera. Allora, eccoci qua. Assessore, cosa prevede, spieghiamolo meglio ai nostri telespettatori, il piano casa regionale, e quindi è possibile che effettivamente si vengano a creare degli obbrobri, dei mostri negli ampliamenti, nelle situazioni che si deturperebbero anche certi comuni, oppure i sindaci possono o devono intervenire? Un po' quali sono i contenuti? Beh, diciamo che il piano casa è uno strumento risalente al 2009 che fu attuato in forza di una normativa nazionale per dare una risposta ad una crisi di settore che era drammatica. Si era bloccata con la crisi tutta l'edilizia. Consideriamo che quando si parla di comparto delle costruzioni, dell'edilizia, si parla di, in Italia, mi corregga il Presidente di Confcommercio, forse il secondo settore dopo quello automobilistico per indotto, sì. Quindi significa... confermo. Una tragedia. Cioè, quindi una cosa drammatica, ecco, perché dietro l'edilizia lavora l'idraulico, lavora l'artigiano, lavora tutto un comparto. Quindi è stata una risposta emergenziale, ovvero il concetto di chi volesse fare piccoli ampliamenti della propria abitazione, ampliamenti che poi dovevano portare anche ad un adeguamento da un punto di vista energetico e di altri tipi di adeguamento al proprio immobile, lo poteva fare prescindendo da quello che è un concetto di pianificazione. In Veneto in particolar modo questa soluzione ha dato una risposta concreta e ha avuto un ritorno importante. Si parla di oltre 100.000 interventi dal 2009, oltre 100.000 pratiche in Veneto con un indotto di diversi miliardi di euro, quindi ha permesso di respirare e sopravvivere soprattutto a un tessuto di piccole imprese. Quindi io direi la bontà del piano casa va sottolineata come concetto. Chiaramente non poteva uno strumento emergenziale essere procrastinato e prorogato senza limite, ad libitum, ecco, per usare un termine giuridico. Abbiamo quindi voluto consolidarlo in una legge di sistema che però recepisse anche i concetti fondamentali che vogliamo portare avanti come urbanistica, che sono quelli della rigenerazione urbana, della riqualificazione edilizia, della rinaturalizzazione dei suoli, in coerenza anche con quello che avevamo fatto con la legge sul contenimento del consumo del suolo, che si pone l'obiettivo di non consumare più suolo, consumo zero, da qui al 2050. Salvo dove già è previsto, perché per tanti dicono ma stanno costruendo però lì... Guardi, allora purtroppo tutte le leggi possono operare dall'oggi al domani, ma non possono andare a operare su decisioni già prese. Molte degli interventi, delle costruzioni che stanno facendo riguardano provvedimenti già autorizzati, cioè iter amministrativi che si sono già consolidati, pertanto non potevamo andarli a fermare con una legge successiva, perché si tratta di una questione giuridica molto chiara che poi porrebbe una serie di contenziosi infiniti e che non toglierebbe la legittimità del provvedimento. Quindi il piano casa, noi quando lo abbiamo riscritto nel Veneto 2050, questa nuova legge complessiva, abbiamo voluto confrontarlo fortemente con i sindaci e con gli amministratori locali, ed è per questo che, rendendoci conto che in alcuni casi la filosofia del piano casa, del piccolo ampliamento, dell'adeguamento della stanza perché hai una necessità in più, del figlio in più, eccetera, era stata travisata e si erano costruite delle situazioni diciamo che andavano al di là ed oltre, creando quei famosi incrementi edilizi abnormi, abbiamo quindi voluto mettere dei paletti. Per interventi che superano una certa cubatura è necessario il passaggio con il comune, in consiglio comunale. Quindi qui abbiamo già una garanzia che gli interventi più impattanti, quelli che non sono la piccola stanzetta, quelli che non sono la demolizione e ricostruzione di una casa con un lieve ampliamento, questi devono comunque avere l'avallo dell'ente locale e del comune, e quindi già qui abbiamo una garanzia. A questo si aggiunga che abbiamo anche posto dei tetti, adesso ci sono norme molto tecniche che non sto specificando, dei tetti al sommarsi delle varie premialità, perché il piano casa prevede varie premialità a seconda del tipo di intervento. Viene maggiormente premiato l'intervento che riqualifica in un modo maggiore l'immobile, ovvero migliori la classe energetica, migliori la classe dal punto di vista ambientale. Quindi l'obiettivo è di avere un nuovo edificato che sia migliore e che migliori la qualità urbana edilizia. Quindi le accortezze da questo punto di vista le abbiamo poste. E poi ricordiamo
che il piano casa, per propria filosofia di fondo, è contrario al principio del consumo del suolo, perché va a sistemare ciò che già esiste. Cioè non consumi terra nuova se non per ampliare all'interno del medesimo lotto. Uno ha la casa e consuma magari una parte del proprio giardino per fare una stanza in più, per fare il garage. Però non vai a fare una nuova lottizzazione, a consumare campi. Ecco, questo per essere molto chiari. Quindi non vogliamo che si sostituisca alla pianificazione urbanistica del comune il concetto del piano casa, ma non vogliamo neanche che una pianificazione rigida vada a bloccare tutti quei tanti interventi che possono migliorare la qualità del nostro edificato. Quindi il ruolo del comune c'è sempre. Esiste. Presidente, voi cosa ne pensate? È stato importante per la categoria? Dopo vediamo appunto cosa... Sì, allora è innegabile che il piano casa, almeno a livello Veneto, è stato un motore che ha riacceso un attimino. Lei dice a livello Veneto, perché nel resto d'Italia non... Ogni regione giustamente fa quello che ritiene opportuno, visto che la materia è di competenza regionale, pertanto non entro nel merito, però a livello Veneto è innegabile che questa legge regionale, il piano casa, quella di prima e quella che ha detto l'assessore, che è stata modificata e che è entrata in vigore quest'anno, che ha dato di paletti più restrittivi, bisogna dire la verità, quindi è corretto dirlo, ha dato tutta una serie di passaggi che ha fatto rimettere in moto tutta la macchina. Porto un esempio di casa mia, insomma, voglio dire, Jesolo sta rivitalizzando tutta una serie di situazioni, forse qualcuno potrebbe dire giustamente anche troppo, però in realtà gli operatori sono contenti. Sul discorso del controllo è importantissimo, perché sono d'accordo con tutti qui in sala, nel senso che il comune è il presidio del territorio, è quello che deve fare, diciamo così, da vedetta affinché non si sfori su situazioni che sono un po' troppo, come si può dire, speculative e poco interessanti per la realtà del territorio dove si vive. Anche se bisogna dire una cosa, che qualcuno in Europa ha una guideline che ritiene che forse i piani regolatori devono essere anche supervisionati dalla Commissione europea, quindi attenzione. Quindi quando si parla di situazioni di verifica ricordiamoci sempre che ci sono anche altri enti che domani potrebbero intervenire, perché la realtà del territorio, proprio per il comparto che va a interessare, rappresenta il 20% del PIL Italia, cioè nel senso tutto il settore, quindi vedete voi che tipo di forza economica può avere una realtà così, e quindi sono situazioni importanti. Abbiamo 100 miliardi di euro transatti all'anno sul contesto delle, diciamo così, delle compravendite immobiliari, vedete voi che tipo di appetiti possono nascere sotto tutta una serie di realtà, quindi qui c'è la parte sociale. L'altra parte è trattenere tutte quelle che sono le possibilità, diciamo così, che non sono chiare, cioè nel senso che sono d'accordo, non ha nessun senso andare a costruire e fare le colate di cemento, poi sono anche improponibili e sono deleterie, perché dove sono state fatte hanno portato solo che danni, quindi dal punto di vista immobiliare, a parte lo speculatore del momento, non porta guadagno a nessuno, quindi è meglio rivitalizzare tutta una serie di realtà come i centri storici o le periferie che sono un po' più così lasciate da sole, con dei servizi che poi sono ancillari a quelle che poi sono le situazioni sia turistiche sia residenziali stanziali. Questo è quello che riteniamo, e noi come operatori vi possiamo dire che dove sono stati fatti gli interventi, l'M9 l'ultimo o altre realtà, c'è stato abbiamo gli esempi eclatanti anche per non toccare in regione, vediamo Milano quello che hanno fatto. Io non volevo finire nella City, perché altrimenti lì apriamo un mondo che qui dopo passiamo, c'è Fontana da una parte che dice la sua, giustamente qualcun altro dice Sala dall'altra, poi dopo abbiamo tutto il resto del mondo. La City è una realtà internazionale, cioè voglio dire, parlare di Milano nella City di Milano ha cambiato la vita a Milano. Da così a così, sì. Guardate, con l'Expo assolutamente, è partito un percorso. Apro, visto che siamo tutti veneti, una cosa, io mi sono trovato in una conferenza a Milano dove qualcuno sosteneva delle teorie. Io sono un grande sertore del paese sistema, a prescindere, nonostante faccia un'attività che è abbastanza, diciamo così, singola, cioè come agente immobiliare o quello che è. E mi sono trovato a confrontarmi con parecchi operatori, e devo dire che era il periodo di maggio, quindi qualcuno ha memoria di cosa è successo a maggio, no? Praticamente qualcuno ha dichiarato che Cortina e Milano abbiamo avuto le Olimpiadi. La storia dietro è stata molto interessante, perché noi operatori sapevamo di cosa si stava parlando. Devo dire che i veneti, quando sentono o qualcuno dà un'opportunità, sono molto smart, sono molto veloci. E il risultato è stato fatto, c'era una su 1 milione la possibilità che Milano avesse le Olimpiadi. Il fatto che Zaia con Fontana abbiano creato un certo tipo di percorso, se andiamo sulla Gordino, dopo quello che è successo l'anno scorso, visto che ci abbiamo fatto anche una conferenza,
Probabilmente qualcuno ha detto ma magari forse può essere qualcosa di interessante per tutta la realtà economica che ha avuto un default importante. Insomma, Comunque ecco. diciamo che Cortina si era anche un po' addormentata su se stessa. Diciamo che Cioè, dal punto di vista anche brava, urbanistico. sono diciamo. d'accordo e penso che adesso ci sia un po' più di effervescenza. L'ambiente cosa dice? Ma su Cortina speriamo che si sia addormentata, si sia svegliata nei giorni nostri e quindi che gli investimenti futuri vengano fatti diciamo, in un'ottica anche nel senso, tenendo saldo visto quello che è diventare. successo rispetto al cambiamento climatico, quindi quali dovranno essere gli investimenti futuri, se si dovranno fare diciamo, interventi importanti nel territorio in vista delle Olimpiadi e noi crediamo che quello debba essere per tutti quanti l'obiettivo, visto quello che ci diciamo anche con le leggi regionali e con gli impegni in generale insomma, sul cambiamento climatico che tutti quanti abbiamo capito essere un impegno globale. Su questo diciamo, vale anche per tornare al tema invece nostro della rigenerazione urbana delle città o comunque del nostro territorio, vale la pena per noi specificare due cose. Una che questo territorio, il Veneto, è famoso, importante, gli urbanisti lo sanno bene per il cosiddetto sprawl urbanistico rispetto al fatto che non ci sono centri se non i nostri capoluogo che sono comunque concentrici con le loro periferie su loro stessi, ma non abbiamo la grande metropoli, quindi anche il modello di intervento è molto diverso da quello che può essere in una grande città. È per questo proprio che il tema della pianificazione, il tema delle decisioni diciamo collettive è molto importante. Lo è sia perché certo si fanno gli adeguamenti edilizi, ma si fanno anche i servizi, i sottoservizi e poi va pianificato rispetto a cosa andrà a succedere in quel territorio se cambia destinazione d'uso e quali saranno i traffici e la mobilità legata, no? Quindi i servizi ad esempio legati a quei territori per rispondere a tutte queste esigenze non solo di consumo di suolo zero ma anche di stop ai cambiamenti climatici e al riscaldamento globale. Perché, nota di colore, al 2030 ci dicono sempre il CNR e gli enti di ricerca di questo paese, ad esempio il nostro ghiacciaio della Marmolada sarà esaurito, insomma, no? Quindi sarà scomparso quasi definitivamente ed è un dato importante da tenere a memoria anche perché diciamo, va collegato poi a quello che dovrà succedere nel 2026 con i mondiali nelle nostre zone montane. Ecco, questo sono un po' il tema su cui noi crediamo valga la pena ragionare, anche perché anche qui, essendo territorio diffuso e disperso, non abbiamo solo le unità abitative da rigenerare, abbiamo ad esempio i circa 12.000 capannoni, no, che hanno molti cambiato destinazione, molti purtroppo accolgono parte diciamo, di un ciclo dei rifiuti non sempre trasparente, spesso anche legato al grande apporto che l'edilizia ha anche in quel comparto lì, perché i rifiuti da demolizione e ricostruzione sono un pezzo importante. Purtroppo diciamo, sono temi che vanno affrontati e la rigenerazione urbana per noi passa anche da saper rigenerare quello che già abbiamo, non solo come unità diciamo, di accoglienza per le persone, ma anche ad esempio come ricollocazione di imprese e di aziende in altri luoghi che oggi sono abbandonati ma già destinati a quell'attività. Quindi ecco, a noi piacerebbe proseguire in questa strada, però mettere a sistema una pianificazione collettiva, quelli che sono poi gli obiettivi totali complessivi che rispecchiano poi gli obiettivi goals, no, delle Nazioni Unite che poi la Regione Veneto ha appena, col Veneto Sostenibile, ha appena diciamo, fatto propri e impegnerà la Regione per il prossimo futuro. Cose molto importanti nelle quali noi crediamo, è un lavoro che va fatto tutti insieme. Assolutamente. Do la parola adesso all'assessore, pubblicità pochissimi secondi, ritorniamo insieme.